Ecco qua. E allora eccoci ritornati in studio. Allora, quali sono gli interessi economici? Chi finanzia Napoleone e che fine fanno poi i soldi e i denari che provengono da queste battaglie, Armando? Sì, ma è quello che c'è da domandarsi. Col senno di poi sappiamo già come è andata a finire. Ma chi avrebbe speso un centesimo dall'epoca su un ragazzino di 20 anni e lo fa diventare a 24 anni, lo fa diventare generale? Evidentemente ci sono degli interessi, e ci sono degli interessi certamente non di un certo tipo né di politica né di religione, che sono contrari a quello che è Napoleone in quel momento e cosa rappresenta, perché è un rivoluzionario. Allora c'è qualcuno che ci specula nel senso che gli offre l'opportunità, vede in questo giovane la possibilità che cresca e lo fa crescere. E allora abbiamo il terzo contributo, Napoleone, Rothschild, economia di guerra. È il denaro che fa la guerra, dice Napoleone ai soldati a Nizza all'iniziare della campagna d'Italia. Era il 1796, la Francia era in piena rivoluzione, c'era un nuovo governo e mancavano i soldi anche per pagare l'esercito. C'era fame di denaro e per recuperarlo bisognava andare dove questo era custodito. Iniziò così l'offensiva contro l'Austria, attaccata sia nell'Europa centrale sia in Italia, terra di repubbliche e ducati ricchi di tesori e di inestimabili opere d'arte, e proprio dalla campagna in Italia Napoleone ne uscirà arricchito. È qui che recupera il denaro che poi gli servirà a finanziare la campagna d'Egitto, dove porterà con sé anche i ducati veneziani. Napoleone, da semplice ufficiale, diventa così un condottiero in grado di muovere grandi interessi. Le guerre e il denaro interessano anche le famiglie di banchieri, tanto che la famiglia Rothschild ne aveva fatto il motto di famiglia. La nostra politica è quella di fomentare le guerre, dirigendole in modo che tutte le nazioni coinvolte sprofondino sempre più nel loro debito e quindi sempre più in nostro potere. Non c'erano distinzioni, si facevano affari con tutti, vincitori e vinti, provocatori e provocati. Il periodo napoleonico sarà per loro una ulteriore possibilità di arricchirsi. A Parigi operava James Rothschild, in collegamento con 3 suoi fratelli che avevano sedi bancarie a Francoforte, Vienna e Londra. James fu incaricato da Napoleone di smerciare le migliaia di lingotti d'oro che erano stati rubati al Banco di San Giorgio a Genova, per ricavarne valuta pregiata, e ne ricaverà un ingente guadagno. L'Istituto Genovese era la prima banca della storia europea. Aveva in custodia i conti più ricchi d'Europa, oltre che pagamenti della corona francese, e aveva ospitato anche l'oro accumulato da Cristoforo Colombo nelle Americhe. La banca genovese era riconosciuta in tutti i paesi europei, godeva di extraterritorialità e rappresentava una concorrente per la famiglia Rothschild. Genova era stata occupata dai francesi proprio nel metter fuori combattimento e depredare quello che costituiva il principale rivale dei Rothschild. Grazie a questa operazione James Rothschild aveva improvvisamente moltiplicato la sua ricchezza e la sua influenza. Dal marzo 1810 poi si trasferì a Parigi in modo definitivo e gli affari con l'imperatore divennero quotidiani. A Londra invece operava il fratello Nathan Rothschild. Nathan aveva in mano gli aiuti economici degli stati alleati. In pratica gestiva i trasporti segreti dell'oro che servivano a finanziare gli eserciti in Europa. Prestava soldi a tutti, alla Francia di Napoleone così come all'Inghilterra. Diventa l'uomo di fiducia del duca di Wellington, l'artefice della vittoria su Napoleone a Waterloo. Su questa battaglia si dice che Nathan, grazie ad una rete di informazione capillare, abbia fatto una speculazione diffondendo una falsa notizia, e cioè la voce che a Waterloo avesse vinto Napoleone, e iniziando a vendere i titoli del debito pubblico inglese in suo possesso. Una volta crollato il valore dei titoli, li aveva quindi ricomprati nel momento in cui giungeva la notizia della vittoria di Wellington. Una speculazione che portò ulteriori ricchezze ai Rothschild. Quindi la guerra come fonte di guadagno, per chi la fa e la vince, ma prevalentemente per chi la finanza. Questa è la regola aurea della finanza quando appoggia un dittatore, altrimenti non si spiega come un fallito come Hitler o un maestro di scuola come Mussolini siano saliti al potere dal nulla, così come è inspiegabile la tardiva entrata in guerra dell'Italia nel primo conflitto mondiale o la
l'incomprensibile volontà del mondo intero nella ostinata aggressione alla Cina fino alla guerra dei boxer. Ecco, abbiamo visto un momento, diciamo, quello che ci sta dietro alle guerre. Le guerre portano denaro, creano danni, però chiaramente aiutano i vincitori e chi li ha finanziati. Poi se chi finanzia l'uno e l'altro, sa sempre che alla fine, male che vada, fa un pareggio. Ingegnere, ha un commento in questo senso? Allora, se vogliamo vedere la parte economica, senza andare sul Rothschild e quant'altro, però mi interessa vedere la parte economica, soprattutto dell'operato di Napoleone. Napoleone è il creatore della borsa. Napoleone, come dicevo innanzi, vuole, quando è in campagna, ogni giorno ricevere attraverso la linea del telegrafo ottico l'andamento del debito pubblico del titoli di Stato francesi. Quindi questo è molto moderno. Era molto attento. Si rende conto che lui riesce proprio... D'altra parte il suo non è un governo, diciamo, ereditario portato da Dio, ma è appunto un governo legato alla fine al consenso. E lui è il primo che si rende conto che l'andamento del debito del titolo, quindi il valore degli interessi, è legato alla fiducia è legato al consenso. Quindi Napoleone, peraltro, poi noi parliamo sempre di Napoleone, dimentichiamo che quando noi parliamo di Napoleone in realtà stiamo parlando di tutto il mondo che è attorno a Napoleone, quindi, perché anche questo è un famoso mito, il codice civile non l'ha scritto Napoleone, sì, lui certo presiedeva le sedute, ma tra presiedere le sedute e scriverlo ce ne passa. Però indubbiamente il periodo napoleonico è un periodo, pensiamo soltanto alla unificazione di pesi e misure. È in questo periodo che viene introdotto il sistema internazionale, quello che oggi è il sistema internazionale, cioè il metro, il chilo. Meno che quello inglese, ovviamente. Meno che quello inglese. Però pensate solo alla problematica di acquistare e rivendere tessuti quando la misura del braccio a Nîmes non è lo stesso che il braccio a Parigi o che il braccio ad Anversa o quel braccio che c'era a Milano. Quindi questa unificazione è sicuramente importante. Poi c'è ovviamente l'unificazione delle dogane, cioè iniziano a smantellare, non completamente, ma si inizia a smantellare molte dogane interne. Certo. Ma addirittura anche in Germania si ha un notevole sviluppo economico per il semplice fatto che si passa da qualcosa come 170 stati a meno di 35 con la Confederazione del Reno. È un periodo, diciamo, di grandi costruzioni stradali, famose strade Napoleone. Il passo, ad esempio, la strada del San Bernardo è un periodo napoleonico, quindi poi ovviamente come le strade degli antichi romani lo scopo era militare, però alla fine ce l'abbiamo anche a Padova la strada napoleonica. Anche a Padova. Quindi la strada che va verso Vicenza, la parallela della statale di Vicenza è la strada napoleonica. Quindi ad esempio io purtroppo non l'ho portato, ma io ho a casa un originale, la patente di invenzione. In questo periodo si definisce il brevetto, cioè viene tutelata, tra virgolette, l'invenzione d'ingegno. Viene, ad esempio, lo vediamo con Volta, Napoleone che istituisce la Légion d'honneur, che nasce come decorazione militare, però viene allargata anche a chi ha meriti letterari, scientifici, e a questo è legato una pensione. Volta per i suoi diciamo, meriti scientifici riceve una pensione. Sì, allora abbiamo una persona che non inventa queste cose, che accetta queste cose perché capisce e vive il suo periodo. Quindi sono esigenze che nascono dalle associazioni di avvocati piuttosto che di giudici, piuttosto che di commercio. La massoneria in Francia avrà un peso notevole, quindi c'è un modo di pensare totalmente diverso. La borghesia ha necessità di regole precise e non regole distribuite in tutto il territorio, perché c'erano tante dogane in Francia, perché ogni principe, ogni conte, ogni barone metteva le tasse per il carro che passava. Ora il Napoleone ha un'idea più concreta di quello che è lo Stato e questo perché blocca l'economia.
e quindi è la borghesia che lo chiede, ed è una cosa normale, viene dal basso questo. Napoleone non ha la possibilità, come diceva lei prima, di mettersi a fare il codice civile, accetta volentieri una modifica perché non va a intaccare quello che è il suo potere, la sua potestà. Io credo che Napoleone ha il senso dello Stato e ha il senso dello Stato di un nuovo nazionale, Stato, anzi internazionale, che vuole che diventi tutto francese. Ma in realtà sia frutto di un periodo storico di evoluzione che ha la sua natura nell'illuminismo e che non si accorge di quel che esisteva già. Quello che io dico, dove ha sbagliato Napoleone, dove bisognerebbe dire che invece lui è andato avanti come un bulldozer su questa strada, non ha avuto sufficiente attenzione in quel che esisteva già. E io da veneziano devo dire che nella Repubblica Veneta molte di queste cose esistevano già. L'abolizione delle frontiere, i commerci, le strade, la moneta unica, i meccanismi, tutti questi meccanismi. E non c'è soltanto la guerra che produce denaro, c'è anche il commercio che produce denaro. La guerra predatoria è una cosa, prende, porta via e cerca di far proprio quello che qualcun altro ha fatto. Invece il meccanismo commerciale considera la guerra un disastro dal punto di vista dell'organizzazione commerciale. Quindi sono proprio due stili di vita e di organizzazione dello Stato. È per quello che aver distrutto uno Stato come quello veneto e in qualche modo anche la Repubblica di Genova adesso vediamo. È stata una cosa dove la storia lo deve criticare, allora, e non perdonarlo. Stanno ancora cercando i ducati che sono affondati con la nave nella battaglia del Nilo. Sì. E qualcuno ha trovato qualcosa. Speriamo che li trovino tutti e soprattutto che li rendano a Venezia, visto che ne ha bisogno. Ma adesso parliamo della famiglia imperiale. Perché? Qual era l'altro stimolo importante di Napoleone per diventare imperatore? Ecco, questa è la dinastia, il contributo, la famiglia imperiale. Napoleone fu incoronato imperatore di Francia per propria mano con una cerimonia solenne e sfarzosissima svoltasi il 2 dicembre del 1804. Nella sua ascesa Napoleone ha il sostegno dei fratelli, alcuni dei quali ricoprivano già cariche politiche. Divenuto imperatore, Bonaparte attua una politica legata alla famiglia, distribuendo troni ai propri congiunti. È una scelta dettata dall'esigenza di avere persone fidate nei territori strategici. Ma la fiducia di Napoleone verso i fratelli risulta mal riposta. Giuseppe, ad esempio, è nominato re di Spagna con il compito di debellare la guerriglia, ma se ne dimostra incapace. Luciano, uno dei principali artefici del colpo di Stato del 18 Brumaio, fugge dalla vita politica attiva e si dedica ai viaggi e all'archeologia in Italia. Luigi segue Napoleone nelle campagne d'Italia ed Egitto. Incoronato re d'Olanda, nel 1810 abdica dopo una fallimentare esperienza di governo. Girolamo è insignito della corona dello strategico regno di Vestfalia, ma il destino gli serba brutte sorprese. Segue infatti Napoleone in Russia e a Waterloo. Delle tre sorelle, Paolina, divenuta principessa borghese, lascia il segno per la sua bellezza, immortalata da Canova, e per i costumi troppo frivoli per l'ambiente romano. Elisa, non favorita da Napoleone, diviene Granduchessa di Toscana, mentre la più intraprendente Carolina condivide con il marito Gioacchino Murat il regno di Napoli. Circa un terzo dell'Europa è sotto il controllo di Napoleone. Francia, Belgio, Olanda, Piemonte, Stato della Chiesa e coste della Croazia costituiscono l'impero. Spagna, Stati del Reno, Regno d'Italia, Regno di Napoli e Granducato di Varsavia, formalmente autonomi, sono sotto il diretto controllo francese. Ma la dominazione francese non è sempre ben accetta, anzi. In certi paesi, come la Spagna, c'è una costante ribellione contro le truppe di Napoleone. La conquista qui è stata difficile, con gravi perdite e sconfitte. E l'imperatore stesso è dovuto arrivare di persona con un nuovo esercito per raddrizzare la situazione. Ma la resistenza interna e le truppe inglesi sbarcate in Portogallo obbligano Napoleone a presidiare la Spagna con una grossa parte delle sue truppe. E questo gli impedisce di avere mano libera per agire nel resto dell'Europa contro i suoi tradizionali nemici.
Le repressioni e gli orrori della guerra che Goya testimonierà nei suoi dipinti creano una situazione disastrosa. In Spagna e Portogallo, in questa guerriglia, muoiono 50.000 soldati l'anno, quanto tutti i morti americani nella guerra del Vietnam. Senza il Napoli, eccoci qua. Ecco, forse abbiamo un'idea più chiara come Napoleone riuscisse o potesse tenere in piedi una situazione di questo genere. L'ha lasciata in mano ai fratelli, ma i fratelli si sono dimostrati di non essere all'altezza della situazione, solo lui ha il coraggio e la forza di prendere certe decisioni, gli altri no. Per quale motivo? Ecco, questo, poi vedremo le richieste dei nostri telespettatori che ci hanno mandato dei messaggi. Certo. Ecco, quindi, professore. Diciamo che il familismo dei Bonaparte è un lato debole. È un lato debole della sua politica. Lui li fa re e regine di qua e di là, ma vediamo la delusione, soprattutto in Spagna e in Portogallo. Era andato in Spagna e in Portogallo proprio ma aveva un'alternativa? Diciamo che sì, che era circondato da valentissimi generali, da valentissimi uomini. Ma aveva bisogno perché di fare la guerra lui, non è che può sciogliere l'esercito per governare. Sì, diciamo i Napoleonidi non è che brillino dove sono stati piazzati da Napoleone, e anche quando diciamo a Napoli c'è Murat, diciamo, ecco, che è il consorte, ecco, della sorella, anche lì le cose sono come sono, insomma. Ecco, è l'aspetto debole della sua politica, aver affidato tanta fiducia, però aveva anche dei debiti, possiamo dire, che verso uno di questi fratelli, perché ricordiamo che quando lui diventa imperatore è per merito di Luciano, che è presidente di un'assemblea che lo salva in quel momento del colpo di Stato. Lì rischiava di essere archiviata l'esperienza di generale in quel momento, quindi il fratello Luciano in quel frangente è fatale sotto questi aspetti, mentre Giuseppe è, diciamo, il primogenito della famiglia, è invece una persona debole sotto questo punto di vista, non ha il polso, non ha il carattere, lui stesso è costretto ad andare in Spagna, come abbiamo visto, e in Spagna lui si rende conto di non riuscire a sconfiggere un nemico che sperimenta per la prima volta, quello della guerriglia. Lui aveva i cannoni, aveva le fanterie, ma di fronte ai soldati che trova morti ogni mattina, le sentinelle che trovano sgozzate, ecco, non sa come reagire. Quindi la guerriglia, questo sistema, nasce proprio con l'occupazione anche violenta. Dopo fanno anche gli errori in alcune città della Spagna di esporre la bandiera spagnola, quasi la bandiera francese, irridendo quindi anche la forte identità che avevano gli spagnoli. E poi commette un altro errore, almeno in Spagna, quello di non considerare che la popolazione era molto devota, era molto clericale, quindi era molto legata alla religione, presentarsi con queste idee. Siamo ancora in piena Santa Inquisizione in Spagna, quindi è stata una selezione che è durata, a quell'epoca è durata 300 anni. C'è una selezione, diciamo, non naturale. Prego. Ecco, volevo aggiungere solo un'altra cosa sulla quale politica avesse effettivamente in mente, perché Napoleone, lo sappiamo tutti, è un uomo che ha fatto la storia, ma perché conosceva la storia, aveva letto le grandi biografie di tutti i personaggi politici che avevano plasmato la storia, dagli antichi fino ai più recenti, e questa sua conoscenza della storia gli dava anche un'appartenenza, un senso di identità proiettato nel futuro. Se vogliamo vedere una sua sensibilità da uomo di Stato, perché la storiografia lo ha riscoperto anche come statista, non solo come il dio delle battaglie. Allora, se vogliamo vedere questa sua specificità, gli storici parlo di storici settecentisti, quindi che hanno studiato bene l'evoluzione, parlano che lui interpretasse
fosse convinto di esprimere un cesarismo progressivo, il figlio quindi di una romanità che doveva trovare anche nell'architettura, nell'urbanistica, perché non dobbiamo mai dimenticare che si è impegnato molto nel trasformare anche urbanisticamente le città, e quindi i soldi che aveva bisogno non erano solo per le guerre, ma erano anche per trasformare sul piano anche architettonico le città. Pensiamo solo a un dettaglio: lui libera tantissime città del nord dai bastioni e dalle città murate che avevano, le libera perché le vuole disponibili, non le vuole arroccate, chiuse. Quindi quando noi passiamo per qualche città, Torino o Milano o altro, che vediamo i resti di alcune mura, sono le mura che lui ha cercato di sgomberare, liberare, perché da prima erano tutte città chiuse. Certo. Io credo che è facile, se sei un bravo generale, conquistare, ma poi l'organizzazione di uno Stato così vasto e così completo non si può reggere senza un'organizzazione amministrativa seria. E questa del familismo, si chiamava nepotismo ai tempi del Papi, ma insomma quello di mettere solo i familiari, perché tu pensi che essendo della famiglia non è una buona struttura amministrativa, e soprattutto non bastano su un territorio così ampio avere 1, 2, 3, 10 persone, serve un nervo amministrativo di funzionari, di gente capace di mandarlo avanti, se no queste conquiste durano pochissimo, sono destinate a estinguersi. Certo. È solo l'organizzazione strutturale di uno Stato che fa funzionare e che manda avanti bene le cose. Beh, insomma, uno dei grandi vantaggi di Napoleone è proprio la creazione dell'organizzazione dello Stato moderno. Non dimentichiamo che le province, i départements, sono un'invenzione napoleonica, i prefetti, i sottoprefetti, tuttora in Francia ci sono i sottoprefetti, un'invenzione napoleonica. Diciamo, qualche storico ha giustamente detto che Napoleone cosa fa? Sotto certi aspetti militarizza quello che è l'organizzazione civile. Certo. È chiaro che lui proviene, questo è importante, perché lui proviene da una struttura che è nazionale, che è l'esercito, è verticale e chiaramente una struttura molto più organizzata. Quindi il reggimento che è posizionato a Lille ha le stesse organizzazioni, la stessa gerarchia, le stesse regole del reggimento che è posizionato a Bayonne piuttosto che a Dunkerque. Lui cosa fa? Prende lo Stato e in realtà lo militarizza. Intanto, ad esempio, i prefetti, i sottoprefetti hanno una loro uniforme, quindi ma soprattutto il concetto è che viene, tra virgolette, eliminata un po' l'autonomia. Noi attualmente, negli ultimi 30 anni, 40 anni, in Italia, ma non solo in Italia, ma comunque in Italia, stiamo lavorando fondamentalmente per, diciamo, rinnovare, o qualcuno vorrebbe dire distruggere, quello che era l'impianto napoleonico dello Stato. Quindi da uno Stato, tra virgolette, centralista, dove il prefetto non era come il prefetto di Napoleone, era quello che effettivamente comandava nel dipartimento. Certo, ma per esempio la legge fallimentare italiana si ispira alla legge fallimentare di Napoleone, che non trova, è molto rigida in questo senso, no? Diceva così: se il mio generale sbaglia io lo elimino, altrettanto se un imprenditore non è in grado di gestire la propria azienda non ha diritto di continuare, ed è molto drastica, mentre per esempio in America la legge sul fallimento è molto più transattiva, cioè uno riesce anche a recuperare e riattivare eventualmente l'azienda, eccetera. Invece quella napoleonica era molto drastica, ma era un'altra epoca e chiaramente è una rivoluzione. Ma teniamo presente che la maggior parte di questi cambiamenti li accetta e li condivide Napoleone, ma nascono sempre da una classe che sta emergendo e che farà poi tutto il resto. Sì, prego. Sì, bisogna anche aggiungere, e questo è un tema sicuramente molto importante, anche oltre all'aspetto della militarizzazione, anche lo sviluppo di competenze di questa classe. Cioè Napoleone è molto attento anche alla progressione di carriera, e appunto realtà come ad esempio il Politecnico nascono insomma da questa esigenza. Volevo mettere in evidenza un discorso: il familismo probabilmente è anche una forma, se vogliamo forse un po' retorica, propagandistica, però di segnare un distacco rispetto all'antico regime, a quel sistema invece degli intendenti che aveva caratterizzato la Francia, ad esempio del Re Sole, il sistema di Colbert, il sistema di questo controllo serrato del territorio.
tra le varie figure di famiglia ce n'è una che volevo citare, che è la figura di Murat, perché Murat viene mandato a governare Napoli, prima ho visto che un ascoltatore chiedeva, insomma, poi magari l'avvocato andrà a spiegare meglio la questione delle Pasque veronesi, non voglio rubare il campo, però non dimentichiamo che Napoli aveva conosciuto una delle più terribili forme di insorgenza, no? Contro la Repubblica partenopea, no? Quindi con l'armata della Santa Fede del cardinale Ruffo nel 1799, ed è una di quelle tante esperienze di insorgenze, i Viva Maria, appunto, le Pasque veronesi, ma anche quella forma che è stata studiata perché addirittura ha dato dei modelli che verranno pensati e replicati dai partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale, che sono i cosiddetti Barbizar, no? della zona del Piemonte. Sì. Ecco, probabilmente sì, c'è questa esigenza, e qua mi collego anche su un altro discorso. Lui a un certo punto, a proposito di contraddizioni e tradimenti, in quel triennio, facciamo un passo indietro, in quel famoso triennio 96-99 aveva portato degli ideali che almeno a livello intellettuale nelle classi più elevate della penisola avevano cominciato a covare un'idea di una futura unità nazionale. Non dimentichiamo che il tricolore nasce in quegli anni inquieti. Ecco, probabilmente bisognava, come dire, tentare di ricontrollare e di ritarare una situazione che era sfuggita di mano. Ma Napoli, ad esempio, aveva avuto personalità come Eleonora Fonseca Pimentel, giusto per citarne una, di straordinario livello. Ecco perché la presenza di Murat. Per quanto riguarda Paolina, lì Paolina apre un altro campo ancora, cioè la creazione di un mito, di una mitologia, con questa scelta assolutamente fuori dal comune di Canova di rappresentare Venere non in termini antichi ma in termini moderni. Riprendiamo dopo la pubblicità, così facciamo vedere gli interventi dei nostri telespettatori e entreremo poi nella fase successiva.